Previsioni meteo errate, una polemica che si ripresenta puntuale ogni estate, e se negli anni passati sulle barricate erano saliti gli operatori della costa veneta, quest'anno la bufera si è spostata sulle Dolomiti. A gridare allo scandalo in una stagione già pesantemente condizionata dal Covid è stato il gestore del rifugio Coldai in Zoldo con il suo post su Facebook. Grazie a Arpav Dolomiti è la seconda domenica che ci rovinate il turismo, scrive, seguito da decine di commenti di solidarietà. Oggi è arrivata la precisazione di Arpav Dolomiti. Il bollettino emesso alle 13 di sabato non prevedeva una giornata completamente compromessa, anzi descriveva anche la possibilità di sprazzi di sereno sulle Dolomiti nella mattinata di domenica, sebbene in un contesto già lievemente instabile. Solo alla mattina della domenica i modelli mostravano un'inversione di tendenza, escludendo la possibilità di precipitazioni entro la mattina stessa. Che il tempo in montagna cambi velocemente si sa, di qui l'importanza di bollettini affidabili a breve termine. Ecco dunque l'ipotesi dell'assessorato al turismo della Regione Veneto di creare anche per le Dolomiti un'app dedicata. Io penso che sarebbe il caso di creare anche in montagna un'app come quella che abbiamo fatto per la Costa Veneta, dove non solo abbiamo dato informazioni importanti per i servizi turistici, ma abbiamo messo una centralina per ogni località turistica della costa, in maniera da avere una situazione molto ma molto attendibile su ogni località, e quindi dare al turista, che sia veneto, italiano o straniero, in tempo reale quella che è la situazione. È necessario anche in montagna prevedere e dare informazioni al massimo nei 3 giorni successivi e non a una settimana o addirittura a 10 giorni come qualcuno fa, perché non sono attendibili e rischiamo che poi i turisti vadano a cancellare le prenotazioni.